Buonasera, ben arrivati a tutti coloro che si fossero collegati in audio e in video in questo momento sul sito del Festival Costituzione, sui nostri canali Facebook e YouTube. Questa sera continua il progetto Una vita spesa per la legalità, quest'anno dedicato a uomini e donne del Covid. Sarà nostro gradito ospite il dottor Angelo Borrelli, che tutti conoscono, e io lo ringrazio anticipatamente. Ringrazio anche tutti gli sponsor che hanno permesso questa e tutte le nostre iniziative del 2020, e quindi la Regione Friuli Venezia Giulia, la Comunità Collinare del Friuli e la banca Prima Cassa Credito Cooperativo. Ringrazio anche il dottor Beltrame, presidente del Lions Club di San Daniele, che quest'anno organizzano assieme a noi la 10ª edizione. Grazie e passo la parola. Buonasera, anch'io ringrazio tutti quelli che ci stanno ascoltando, soprattutto i relatori e i moderatori. Ringrazio anche Paolo che ci ha coinvolto in questa iniziativa. È stata una cosa molto interessante, probabilmente anche perché sia io che il mio il presidente prima di me, Roberto Peressutti, siamo medici, quindi era un argomento relativo alla nostra attività. Come presidente del Lions sono qua appunto a rappresentare il Lions, ricordare solo quello che fa il Lions. Il Lions è la più grande associazione laica nel mondo di service, ovvero di volontariato. Ha 100 anni di attività. Il Lions Club San Daniele ha appena compiuto 50 anni. I nostri interventi sono nella salute, nella comunità, nell'ambiente, nella scuola, nei giovani. È un volontariato, uno degli argomenti importanti, anche uno che riguarda la mia professione, è quello della prevenzione dell'occhio pigro, dell'ambliopia, per cui faremo un service di screening nelle scuole, e tutto quello che promuove l'Associazione per la Costituzione fa parte del codice etico del Lions, un codice rilevante dal punto di vista civile. E quindi spero che in futuro avremo anche altre occasioni di collaborare con l'associazione, perché è stata una cosa molto interessante. Quindi darei spazio ampio al relatore, che è la cosa più importante della serata. Grazie al dottor Beltrame. Presento rapidamente i due ospiti di questa sera, il dottor Angelo Borrelli, che tutti conoscono dalla scorsa primavera, capo della Protezione Civile, che è riuscito, e di questo veramente lo ringrazio, di ritagliare un po' del suo tempo, che in questi mesi purtroppo sono mesi molto impegnativi per lui, ed è riuscito a riservare questa serata per noi e per tutti coloro che ci ascoltano e ci guardano. Questa sera parlerà della protezione civile al servizio del Paese. Noi siamo abituati a pensare, a vedere la protezione civile per quanto riguarda la risposta a calamità naturali, come possono essere frane, alluvioni o sismi come il nostro del 1976, da qui partì la protezione civile, ma abbiamo visto che non è solo questo, e il dottor Borrelli ci spiegherà stasera il tipo di intervento, di tipo logistico che fa la protezione civile, un po' essere in guerra, e quindi ci sono sicuramente i generali, le truppe, che sono medici, infermieri, OS, ma ci sono anche la logistica, ossia tutto quello che riguarda il betavogliamento dell'esercito, il carburante per i mezzi, che sono indispensabili per vincere una guerra. È una guerra che sicuramente è iniziata e che ci vedrà vincitori, anche se ad oggi non è dato sapere quando. Io lo ringrazio, e ringrazio anche il giornalista del Messaggero Veneto, Paolo Medeossi, che intervisterà il dottor Borrelli. Grazie e buona serata. Grazie a voi, grazie dottor Borrelli. Questo incontro era stato immaginato ancora tempo fa, infatti il titolo è La protezione civile al servizio del Paese, quindi ipotizzava, pensava, auspicava che fossimo già usciti dall'emergenza. Invece oggi siamo alla fine di una giornata che ha dati effettivamente drammatici, non per fare il solito sensazionalismo, però tutti li conosciamo, abbiamo già visto gli aggiornamenti, 38.000 nuovi contagi, anche il numero di morti è elevatissimo, eccetera. Noi l'abbiamo conosciuta, abbiamo cominciato a conoscerla nel profondo proprio la scorsa primavera, con le famose conferenze stampa delle ore 18. Eravamo tutti anche così fissi a questo appuntamento, che ci scandiva un po' anche l'entità, la gravità di quello che stava succedendo.
è un qualcosa che forse, visto quello che sta accadendo adesso, potrebbe anche essere ripristinato, perché era un motivo anche, un momento d'ordine, no? Nel caos delle valutazioni e dei dati. Ricordo che la sua ultima conferenza di quel genere lì avvenne proprio il 30 aprile. Sono andato proprio prima, per curiosità, a rileggermi un po' i dati di quel giorno. Effettivamente erano molto più rassicuranti rispetto al 6 novembre di adesso. Vado a memoria, 1800 contagi su comunque 66.000 tamponi. Cito queste cose perché tutti siamo costretti un po', siamo diventati un po' esperti, insomma, in senso lato. Poi anche il numero dei morti, dei decessi era la metà di quello. Quindi noi ci siamo lasciati il 30 aprile con questa fase mediatica e andavamo incontro a un periodo ormai di speranza, di ottimismo, di consolidate certezze. Ci ritroviamo il 6 novembre, qui in questo collegamento con gli amici di San Daniele, ed è tutto clamorosamente peggiorato. Quindi più o meno sappiamo, però dal suo punto di vista cosa è successo? Allora, intanto buonasera a tutti, saluto il professor Mocchi, il dottor Beltrame e tutti quanti voi che siete collegati. C'è stata questa seconda ondata, tutti quanti noi immaginavamo che si potesse verificare una seconda ondata nel periodo autunnale e invernale e di fatto è arrivata e si è manifestata. I numeri sono numeri importanti, impegnativi. Anche oggi abbiamo raggiunto un altro record dei contagiati, dei ricoverati e del numero dei deceduti di questo periodo. Si tratta di una situazione però diversa, permettetemi di dire, da quel periodo di marzo ed aprile che ci ha visto per primi colpiti a livello europeo, perché come ricorderete il numero, la percentuale dei ricoverati era molto più alta, la percentuale dei deceduti era molto più alta rispetto al numero degli ammalati. Oggi abbiamo dei numeri decisamente diversi. Comunque questi numeri stanno mettendo in crisi il nostro sistema sanitario e quindi c'è da un lato portare avanti quel lavoro di rafforzamento delle nostre strutture sanitarie che stanno facendo dal governo alle regioni a chiunque può dare un supporto in questa attività, quindi anche i molteplici volontari medici che si rendono disponibili per essere impiegati. Dall'altro c'è da adottare delle misure forti, come quelle che si sono adottate anche nell'ultimo DPCM, per cercare di fermare la diffusione del virus. Quindi una situazione diversa, sicuramente una situazione nella quale sappiamo anche come intervenire, una situazione nelle quali c'è una struttura sanitaria, sono state potenziate le strutture sanitarie del paese, anche se quel livello che noi abbiamo di assistenza rischia di essere compromesso, ed è per questo che bisogna cercare di evitare in qualsiasi modo la diffusione del virus e quindi la diffusione dei contagi. Per quello che riguarda il modello organizzativo di intervento, la protezione civile rispetto al periodo iniziale ha un ruolo diverso, anche per quanto riguarda le famose conferenze stampa, come diceva lei. Noi le abbiamo interrotte in un momento in cui il sistema si era organizzato. Dapprima è intervenuto il sistema di protezione civile, io sono stato incaricato di coordinare tutti quanti gli interventi. Poi è evidente, questa è un'emergenza planetaria, un'emergenza che in Italia non si è vissuto. In un collegamento qualche giorno fa con Norcia, in un videocollegamento, ho detto che noi stiamo vivendo in termini di gestione emergenziale un'emergenza che è la più grande dopo quella della seconda guerra mondiale, e con questo voglio dire che ci sono delle implicazioni sociali, economiche, sanitarie che ci vedono coinvolti tutti quanti in modo pesante.
E allora in questo mutato scenario ci sono diversi attori, dal commissario Arcuri, che sapete che ha tutta una serie di compiti e di funzioni, ci sono le cabine di regia, il comitato tecnico scientifico, il ruolo che ha l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute. Quello che noi oggi facciamo rispetto a prima è essere presenti a supporto della gestione dell'emergenza, laddove c'è bisogno. A noi si rivolgono le regioni ogni giorno quando facciamo il comitato operativo, quando c'è bisogno di avere il potenziamento dei medici, c'è bisogno di avere delle misure straordinarie. Un paio di settimane fa abbiamo emanato un bando per potenziare le attività del contact tracing e in poco più di 48 ore abbiamo ricevuto, a fronte di 2000 persone che dovevamo ingaggiare tra personale sanitario e personale amministrativo, circa 50.000 domande. E quindi abbiamo dato una risposta immediata anche a quel tipo di attività. Noi contribuiamo con l'intero sistema di protezione civile a evitare che il sistema vada in crisi, a collassare. Quali sono le attività nelle quali potremo essere impegnati nelle prossime ore, al di là dello straordinario impegno che abbiamo avuto nel corso del tempo da parte degli uomini e delle donne della protezione civile. E qui voglio dire che cos'è la protezione civile. La protezione civile nasce per una intuizione straordinaria di Giuseppe Zamberletti, che ha capito che nelle grandi emergenze, nei momenti più difficili del paese, ci debba essere un'unione, una coesione nella gestione dell'emergenza, mettendo insieme le istituzioni, la comunità scientifica. Già all'epoca, quando lui pensò la Commissione Grandi Rischi, e i cittadini. Tutti quanti facciamo parte del sistema di protezione civile, ognuno a vario titolo. E poi, per quanto riguarda l'articolazione del sistema di protezione civile, esiste un'articolazione tra le componenti e le strutture operative. Le componenti sono lo Stato, le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni, i comuni, le province e gli uomini che dipendono da queste istituzioni, e le strutture operative invece all'interno delle quali noi abbiamo le forze armate, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i rappresentanti della comunità scientifica, i nostri volontari e le nostre volontarie del sistema di protezione civile. La grande forza di questo paese nella gestione dell'emergenza, permettetemi di dirlo, sono i nostri volontari e le nostre volontarie. Anche in questa emergenza noi abbiamo coinvolto i nostri volontari, abbiamo raggiunto numeri elevati, oltre 2 milioni di giornate uomo prestate alla gestione dell'emergenza, oltre 200.000 volontari impiegati. Quindi è un esercito che si unisce all'esercito degli altri professionisti, e voglio dire e ricordare ai nostri medici, ai nostri sanitari, ai nostri operatori sociosanitari che hanno garantito il funzionamento del sistema sanitario, e quindi noi potremo essere impiegati ancora una volta nell'immediato futuro, speriamo di non esserlo, per potenziare con strutture temporanee, sanitarie temporanee, le strutture sanitarie del territorio, per attivare quella che è la nostra centrale remota di soccorso sanitario, perché nel gestire la protezione civile abbiamo capito che le risorse, anche le risorse sanitarie del paese, devono essere messe a fattor comune, e noi durante l'emergenza, nei mesi in cui in Lombardia soprattutto gli ospedali erano saturi, abbiamo movimentato con mezzi adeguati, mezzi aerei, anche persone che avevano bisogno di essere ricoverate in terapie intensive in altre parti del paese. Quindi la centrale remota di soccorso sanitario è pronta a mobilitare su tutto il territorio nazionale chi dovesse avere bisogno di assistenza. Ovviamente il nostro ruolo è di presenza continua e costante. Siamo partiti, e qui voglio
ricordare la prima attività che abbiamo organizzato. In 3 giorni abbiamo organizzato un presidio nei porti e negli aeroporti per controllare i viaggiatori al fine di verificare chi era portatore di febbre e quindi possibile sintomatico di coronavirus. Purtroppo il nemico era già nel nostro paese, quindi quel lavoro l'abbiamo rapidamente mutato, ci siamo attrezzati, abbiamo messo a disposizione del paese le strutture campali, le tende di pre-triage che vedete fuori dagli ospedali. Abbiamo provveduto in una fase iniziale, poi è arrivato il commissario Arcuri, a potenziare le strutture sanitarie con l'acquisto dei DPI, con l'acquisto dei ventilatori polmonari che servivano per potenziare le terapie intensive, con tutta l'attività di assistenza della popolazione durante la fase del lockdown, con la distribuzione di generi di conforto, con l'assistenza sanitaria anche ai migranti in quarantena, perché è diventato, nel momento in cui è stato firmato un decreto interministeriale da parte del Ministro dei Trasporti, del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno, un problema di protezione civile, quello della assistenza sanitaria ai migranti che arrivavano dai nostri mari. Quindi è stata un'attività continua, costante, abbiamo continuato a dare il nostro supporto per favorire la riapertura regolare dell'anno scolastico. Abbiamo dato il nostro supporto anche per garantire la regolare effettuazione delle operazioni elettorali. I nostri volontari erano pronti a comporre quei seggi speciali per consentire il voto. Abbiamo garantito con il nostro intervento anche la possibilità di distribuire velocemente un piano di sostegno alle famiglie che avevano bisogno nel mese di marzo, con una distribuzione tempestiva di 400 milioni di euro attraverso la rete dei comuni, oppure abbiamo consentito tutta una serie di altre attività che abbiamo portato avanti e che stiamo portando avanti. Si tratta di un'emergenza, questa emergenza del coronavirus, particolare perché, come ho detto prima, è un'emergenza nazionale, lottiamo contro un nemico invisibile. Noi siamo abituati con i terremoti, con le alluvioni, con gli eventi di origine naturale che hanno una manifestazione. Qui invece noi combattiamo contro un nemico invisibile. Il nostro sistema di protezione civile contempla l'intervento della protezione civile in occasione di calamità di origine antropica come questa, e come prevede il codice della protezione civile recentemente riformulato, ammodernato con il decreto legislativo 1 del 2018, il sistema di protezione civile si pone nel caso di questo tipo di rischi, come rischio sanitario, rischio ambientale, al fianco delle autorità competenti, perché non sostituiamo, non vogliamo, non possiamo sostituire le autorità competenti in ordinario. Questo è quello che noi facciamo e ovviamente siamo sempre pronti ad intervenire di giorno e di notte, perché abbiamo un sistema rodato che mette insieme una filiera molto fitta che arriva fino al territorio più capillare. Vedo diverse domande, non so se qualcuno me le filtra, perché non vorrei scegliermi io le domande, anche perché mentre parlo è difficile leggere le domande. No, volevo dire anche questo, lei tocca, grazie di questo quadro che ha fatto, poi tocca punti molto sensibili per noi friulani, perché noi abbiamo visto nascere, no? Come lei ben sa, qui nel 76 con Zamberletti la protezione civile, facevo il giovane cronista allora nel giornale di Udine, il Messaggero, e ricordo perfettamente delle prime riunioni al centro operativo di Maiano, che è un luogo vicino a San Daniele, proprio dove ci fu proprio il primo nucleo, il primo abbozzo di un qualcosa che poi diede modo a Zamberletti di sviluppare questa idea, per cui si arrivano alle leggi che creano il vostro dipartimento. Quindi sono temi che noi
Poi l'appartenenza alla protezione civile è un culto nei nostri paesi. Lei cita il volontariato, no? E quindi è proprio un culto, è un modo che poi si trasmette di generazione in generazione, da padre in figlio, no? Quindi è un qualcosa di molto sentito, perché poi abbiamo visto proprio nascere, quindi addirittura noi, insomma, anche con un po' di enfasi, ma penso giustificata, parliamo alle volte di modello Friuli, in quel senso lì. Perché allora, come giustamente lei diceva, la pandemia è un disastro così invisibile, enorme, mondiale. Poi ci sono anche però i piccoli disastri, come piccoli, grandi disastri come quello che accade in Friuli, e noi per esperienza abbiamo saputo che si esce da queste situazioni solo con una infinita tenacia e un'infinita pazienza. Allora, io vedo delle domande, per esempio, le cito, le leggo. Ce n'è una anche sulle accademie di protezione civile, sulle quali... vedo qua già, ecco qui. Allora, quindi, la prima, ecco. Sì. Quindi non so, gli spettatori già possono leggerla. Sì, allora su questa di Valerio Mattioni, oddio se la rimettete, di una struttura permanente, altamente specializzata e adeguata e retribuita in modo da rispondere alle sfide anche del tutto inedite a cui essa è continuamente chiamata. Sì, la struttura professionale c'è, ed è il sistema. Allora, come dicevo prima, nel sistema di protezione civile noi mettiamo insieme i rappresentanti delle istituzioni, i dipendenti delle amministrazioni, i vigili del fuoco sono dei professionisti, le forze armate sono dei professionisti, le forze di polizia sono dei professionisti, con i volontari che nel tempo sono diventati dei professionisti che prestano la loro attività a titolo spontaneo e assolutamente gratuito. La generosità che si manifesta nel più disparato modo, e lo sappiamo, generosità che poi ha visto, qualche giorno fa ricorreva, 2 giorni fa, l'anniversario del 54esimo alluvione di Firenze del 66. Lì è nata l'idea del volontariato specializzato, che poi si è ripresentata durante il terremoto del Friuli. I nostri volontari sono altamente specializzati, formati, qualificati, sono anche controllati dal punto di vista clinico, per cui chi fa il volontario ha anche la possibilità di farlo dal punto di vista fisico, e questi lavorano fianco a fianco con i vigili del fuoco, con i componenti delle regioni, dei comuni. E questo è il bello della protezione civile, è un esercito che si integra. Il Giuseppe Zamberletti, il presidente Zamberletti, che io ho avuto l'onore e il piacere di frequentare fino all'ultimo, mi ricordava una serie di aneddoti. Il primo, molto importante, lui disse: io sono riuscito a compiere l'operazione che è stata compiuta in occasione del terremoto del 76 perché c'era una popolazione, c'era un popolo forte, un popolo fattivo, un popolo che si è rimboccato le maniche, ma perché avevo anche in quei territori anche la, come dire, la forza umana dei militari che erano schierati in quel territorio, in quel periodo storico, e quindi c'era la capacità di intervento, cosa che in Irpinia non fu possibile, al di là di quelle che erano i limiti della conoscenza tecnica. Ebbene, noi abbiamo sviluppato quest'idea, il volontariato è stato sempre più formato, è stato dotato di strumenti, è stato qualificato. Vedendo questa domanda di Giorgio Simonetti, se condivide l'idea di far nascere una specifica accademia, noi vogliamo costituire una rete delle accademie di protezione civile. Ce lo chiede l'Europa la finanzia.
Cosa vogliamo noi? Noi vogliamo avere dei percorsi formativi specifici per i volontari, per i tecnici dei comuni, per i vigili del fuoco che hanno già una propria formazione tecnica specifica, per i rappresentanti delle diverse strutture operative, dei colleghi delle regioni, dei colleghi del dipartimento, ma permettetemi anche di dire per i nostri ragazzi e ragazze che frequentano le nostre scuole. Abbiamo ottenuto un grande risultato. Da quest'anno, ed è disponibile sul nostro sito un bel volume in PDF, quindi facilmente scaricabile, consultabile, visionabile da ognuno, per la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per la formazione di base in materia di protezione civile, che è entrata a far parte delle materie di insegnamento nell'ambito della reintroduzione dell'educazione civica nelle scuole. Quindi noi dalle scuole partiamo, dai nostri figli, dai nostri nipoti, partiamo perché si abbia una cultura della prevenzione, si conoscano i rischi e si possano adottare dei comportamenti responsabili. E poi vogliamo arrivare nelle università. Molte università hanno dei corsi specialistici. Io voglio evitare, l'ho detto e ho trovato una grande condivisione, di fare corsi specialistici in materia di protezione civile, perché voglio evitare che poi abbiamo dei professionisti iperqualificati che non riescono a trovare una collocazione sul mercato, perché quando si fanno dei concorsi nelle amministrazioni non c'è il posto dell'esperto di protezione civile. Si sono fatti nel corso del tempo i corsi per i disaster manager e poi questi non possono intervenire perché hanno fatto un percorso professionale che non gli consente di essere coinvolti nella gestione delle emergenze. Io penso a dei corsi di perfezionamento, a dei corsi di formazione che diano dei crediti formativi anche ai ragazzi che vanno all'università, che permetta a loro di conoscere i rischi del nostro paese, del nostro territorio e sulle corrette misure e comportamenti da tenere. Il nostro codice della protezione civile ha spinto molto sul ruolo del cittadino. Il cittadino portatore non solo di diritti ma anche di doveri, perché tutto quello che noi facciamo può sortire effetti solo se i nostri concittadini sono coerenti e sensibili rispetto alle sollecitazioni da noi che vengono date. Quindi questo è fondamentale. Ed è una delle azioni che portiamo avanti. Quindi la protezione civile cosa deve fare? Mi permetto di dire. Allora, la protezione civile deve far sì che i cittadini siano tempestivamente informati, che conoscano le condizioni di rischio. E quindi il primo in assoluto, oltre ovviamente ad avere la formazione di base, avere una conoscenza dei rischi, è quello di mettere in piedi un efficace sistema di allertamento alla popolazione. Il modello che noi fino ad oggi abbiamo è un modello scalabile e scalato, cioè è un modello che prevede un organismo centrale che ha il monitoraggio del territorio, che fa delle previsioni, più semplice per tutte sono le previsioni meteorologiche, che emana dei bollettini che dalla regione vanno alle prefetture, dalle prefetture vanno ai comuni, dai comuni devono arrivare al cittadino. Bene, quando io mi sono insediato in questa stanza, perché è vero che sono solo 18 anni che lavoro al Dipartimento della Protezione Civile, di cui 6-7, per l'esattezza 7 anni in qualità di vice capo dipartimento, mi sono però occupato nel mio lavoro di quello che era la parte organizzativa del Dipartimento, la macchina, il funzionamento. Quando ho assunto l'incarico di capo dipartimento mi sono domandato cosa possiamo fare noi per cambiare
il rapporto con il cittadino e per essere utili al cittadino. La cosa importante è stata quella di immaginare di utilizzare appieno le nuove tecnologie, e con le nuove tecnologie abbiamo messo in piedi una piattaforma nazionale di allertamento della popolazione che si chiama IT Alert. Siamo arrivati in fondo a questo percorso di realizzazione di norme. Adesso stiamo aspettando il più importante produttore di dispositivi, di device telefonici, quello che in realtà non occupa la maggior parte del mercato, ma che come dire, occupa la fascia alta del mercato, che adegui i propri sistemi informatici, perché sul cellulare di ognuno di noi arriveranno, io mi auguro dall'inizio dell'anno prossimo, direttamente le informazioni e le allerte. Allora, la protezione civile è nata e si è evoluta sulle tragedie. Sapete tutti che il Dipartimento della Protezione Civile nasce nel 1982, all'indomani di due grandi tragedie del nostro paese, nelle quali venne chiamato Giuseppe Zamberletti a coordinare e a mettere in piedi il sistema. Il terremoto degli Irpini nel 1980, a distanza di giorni, lei è un giornalista, ricorderà che il mattino titolava "Fate presto", perché non si sapeva il luogo dell'epicentro, i comuni colpiti, non si riusciva ad arrivare in modo coordinato con l'azione dei soccorsi. E l'altro evento particolarmente tragico, che è rimasto nella mente di tutti quanti noi, la tragedia del piccolo Alfredino Rampi, morto in un pozzo artesiano a Ciampino, una località qui vicino a noi, seguito in diretta per un paio di giorni. C'era Paolo Fraiesi, io ero piccolo, avevo una ventina d'anni, ma rimasi anche io attaccato allo schermo televisivo per vedere se si riusciva a salvare quel bambino. E in questi eventi è nata l'esigenza di creare una struttura di coordinamento, un sistema di coordinamento. Ebbene, da lì l'idea, anche quella di Zamberletti, era arrivare al cittadino, e allora è nata, man mano che ci sono stati altri eventi fruttuosi, eventi emergenziali, l'alluvione di Sarno del 98, l'alluvione di Soverato del 2000, hanno portato prima alla creazione di una rete di monitoraggio idropluviometrica, poi alla rete radar. Noi abbiamo dei sistemi che ci permettono di vedere in tempo reale qual è l'intensità della pioggia, se all'interno delle nubi c'è ghiaccio, c'è una quantità enorme di acqua che rischia di provocare degli effetti al suolo devastanti. Sappiamo come si sposta, con che velocità si sposta, sempre attraverso questi radar. Allora abbiamo detto, abbiamo queste informazioni, invece di poi scaricarle e trattarle in modo tradizionale, facciamo che attraverso l'integrazione dei sistemi noi riusciamo a capire, avendo la mappa delle celle telefoniche nel nostro paese, questa area quale celle occupa, su quale celle va a sovrapporsi, e in quelle celle telefoniche in automatico mandare un messaggio alla popolazione e dire: sta arrivando la tromba d'aria, stai in casa, non ti muovere, oppure sta per arrivare la grandinata, metti al sicuro la tua macchina. Sono queste le cose che noi vogliamo fare, siamo pronti a fare, abbiamo fatto, con la comprensione, la condivisione di 7.840 comuni d'Italia, di 21 regioni e province autonome. Abbiamo capito che anche nel sistema in cui la protezione civile è materia concorrente, materia
di competenza primaria delle regioni su alcune attività come la prevenzione, la previsione e la gestione dell'emergenza, abbiamo bisogno di una condivisione, di un coordinamento, dobbiamo parlare lo stesso linguaggio. I nostri volontari devono essere formati nello stesso modo, perché quando metteremo insieme ad intervenire in emergenza il volontario friulano col volontario siciliano, sapranno quali sono le tecniche di intervento, devono essere le stesse, e quindi stiamo lavorando per arrivare a una protezione civile del futuro, una protezione civile 2.0, che è quella che utilizzerà la tecnologia, ma la tecnologia la utilizziamo anche in altri settori. Voi sapete che per prevenire bisogna conoscere, e per gestire l'emergenza bisogna conoscere in modo preventivo quali sono gli effetti degli eventi calamitosi, qual è la modalità di intervento. E allora, sempre utilizzando le tecnologie, noi dobbiamo standardizzare, e lo stiamo facendo, i nostri piani di protezione civile, che devono essere aggiornati, devono contenere le informazioni giuste, a ognuno la propria informazione. Io vorrei arrivare, ci arriveremo, guardate, è solo questione di tempo, ad avere l'app per il cittadino, l'app per il soccorritore, l'app per l'amministratore comunale, l'app per il presidente di regione, il cruscotto per il capo della protezione civile nazionale, il cruscotto informativo per il presidente del Consiglio dei Ministri. Perché? Perché nel momento in cui noi avremo questi piani che saranno alimentati di volta in volta sugli eventi, incrociando con le informazioni radar degli altri sensori. Immaginate, noi da anni, almeno dagli anni 2000, abbiamo in piedi un sistema che, utilizzando le informazioni dei nostri dati satellitari, Cosmos SkyMed, i satelliti di Copernicus, della costellazione Copernicus, ci permettono di monitorare il territorio e seguire l'andamento delle frane. Lo avete visto già nel 2018, quando c'è stata le frane anche in Liguria. Siamo intervenuti con un sistema satellitare per cui avveniva l'interdizione del traffico automobilistico sull'autostrada in occasione in cui la frana si rimetteva in movimento. Quindi se noi combiniamo tutte queste informazioni che la scienza, la tecnica ci riescono a mettere a disposizione, con l'esigenza di fornire sicurezza ai nostri cittadini, noi riusciamo veramente a fare il massimo con il minimo sforzo. Chiudo su questo argomento dicendo che tutti noi utilizziamo i nostri telefonini. Molti di voi, come me, la mattina quando si mettono in macchina, non lo so perché me lo fa con la mia macchina, quando entro nella mia macchina mi dice: stai per andare al lavoro, traffico regolare 34 minuti, arriverai a Piazza Cavour, che è la sede mia di lavoro. Io ho avuto la sciagurata idea di rispondere a una domanda, ho la buona idea di dire una volta: ma qual è il luogo della tua abitazione? Ho detto: è questo. Da lì, con gli algoritmi che gli informatici riescono a fare, perché ci profilano in tutti i modi, il mio telefonino e Google sono riusciti a creare un mio profilo e a darmi tutte le informazioni che a me servono. Quindi vedete, è un mondo nel quale la protezione civile opera, non solo nella gestione dell'emergenza. Noi dobbiamo lavorare sempre di più e tanto nella prevenzione. Poi c'è un altro tema che vi accenno, sul quale la protezione civile interviene, ma ha un intervento minore, e io preferisco, come dire, lasciarlo ad altri che sono deputati alla difesa del suolo e del territorio, quello della messa in sicurezza del territorio. Devo dire che anche lì voi vi ricorderete la famosa tempesta Vaia, ma l'anno scorso, nel mese di novembre e dicembre,
abbiamo avuto eventi che non hanno scherzato anche nei vostri territori, e in quell'occasione abbiamo avuto eventi, la tempesta Vaea ha provocato oltre 6 miliardi e mezzo di euro di danni. Il sistema di protezione civile è intervenuto perché anche lì noi abbiamo una capacità di intervento che in ordinario non c'è. Abbiamo anche un coraggio, permettetemi di dirlo, i colleghi che fanno protezione civile ai diversi livelli, di assumersi la responsabilità. Io ogni volta che vado in giro e c'è una devastazione, l'ultima è stata in Piemonte, ma è stato colpito anche il Trentino, la Lombardia, la Liguria. Trovo dei sindaci che si trovano in una situazione estrema e che devono intervenire, i colleghi della regione devono intervenire, i tecnici intervengono prontamente. Quindi noi dobbiamo da un lato agire per mettere in sicurezza il nostro territorio, soprattutto dobbiamo gestire il nostro territorio evitando di costruire laddove c'è una particolare esposizione al rischio, sia esso il rischio sismico o rischio idrogeologico idraulico, un rischio elevato, e poi dobbiamo intervenire per mitigare gli effetti degli eventi calamitosi. Quindi è una attività a tutto tondo che facciamo come protezione civile. Allora, grazie per questo quadro complessivo. Poi, parlando di Vai, anche qui in Friuli abbiamo ferite ancora aperte, perché basta andare in Carnia, tra Carnia e Veneto, per scoprire intere, no, boschi abbattuti. No, io sono perfettamente d'accordo su quello che lei ha detto, però torno un attimo anche all'idea iniziale, riparlando di Covid, no, questa conferenza delle ore 18, no, di quei 2 mesi che immagino per lei anche non siano stati assolutamente facili, dover apparire e dover dare quei numeri, quelle cifre, no? Io ricorderò, insomma, come tanti di noi, quello che lei ci disse, per esempio, il 27 marzo, quando annunciò il famoso, no, numero di decessi. Esatto. 969. Però io ritengo che quello fosse anche un fatto anche educativo, perché allora rispetto a come vengono annunciati adesso i dati, eccetera, era un momento asettico, di persone che fanno questo lavoro, che non dei tecnici. Di fronte a quel numero ti confrontavi, non avevi scappatoie. Quindi era un fatto educativo e questo ti induceva a comportarti in un certo modo in quella situazione. Per cui adesso, come lei ci ha spiegato in precedenza, la situazione è anche cambiata, ci sono più tamponi, contagio, però una presa di coscienza di quel genere lì forse sarebbe necessaria anche adesso. Proprio il fatto di comunicare in un certo modo rende più efficace anche, no? Perché effettivamente dopo essere usciti da quel periodo, quindi maggio, giugno, come siamo tutti, conosciamo tutti che cosa c'è successo, no? Abbiamo avuto quasi la sensazione di essere al di fuori di qualsiasi tipo di rischio e pericoli, quindi no, abbiamo avuto anche delle azioni incontrollate di cui probabilmente stiamo pagando le conseguenze. Per cui ritengo, come lei ci ha detto, giustamente la prevenzione, i metodi informatici, però anche il fatto educativo che avviene attraverso la trasmissione di un messaggio fatto in un certo modo. Io le chiedo questo, quanto le pesò però essere lì purtroppo protagonista di questo? Allora, io dico una cosa. In quel momento la sede del Dipartimento era il centro nevralgico di tutto. Il Ministro della Salute era da noi, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto un Consiglio dei Ministri nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, gli scienziati si riunivano lì insieme a noi. È arrivato anche il commissario straordinario Arcuri, che ha lavorato gomito a gomito con noi, era alla porta accanto alla mia. E quindi la decisione iniziale fu di informare la popolazione in modo corretto, con una voce univoca, e come avete visto io poi venivo affiancato dai professori e io davo delle informazioni di carattere generale, davo lettura del bollettino e poi sulle domande specifiche, le informazioni di carattere medico e scientifico lasciavo la parola ai professori.
Poi pian piano il sistema si è evoluto, anche logisticamente la parte tecnica si è spostata e quindi a un certo punto anche i dati noi li abbiamo gestiti fino al 30 di aprile. Il 1° è stato messo in piedi quel sistema che oggi ha portato al DPCM con tutti gli indicatori, con l'Istituto Superiore di Sanità, la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero e non solo, che operavano, e quindi è incominciata la fase delle conferenze stampa dei professori, del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e anche del commissario Arcuri. Quindi quella non può ritornare così com'era come fase di informazione. Mi rendo conto che io poi sono entrato nelle case della gente, nelle case di ognuno di voi, di ognuno di noi. Io sono, mi permetto di dirlo, sono uno come dire, uno di voi che si trova a fare il capo della protezione civile, nel senso buono del termine, non sono certo uno sprovveduto, ma io mi ritengo sempre come una persona che fa un lavoro eccezionale, fortunatissimo, che ha 18 anni di esperienza e che in questi 18 anni di esperienza non ha perso il contatto con la realtà, con la gente, con i territori, l'umiltà anche di rappresentare le cose. Questo, permettetemi di dirlo, fa parte del mio modo di essere. E ho anche dovuto, come dire, nel corso del tempo cambiare il mio modo di essere per garantire la giusta informazione, la presenza anche nei media. Quindi torno a ripetere, quello che mi pesava era sì il numero delle vittime, il numero dei morti, quelle informazioni che davo mi pesava molto perché sentivo che il paese, come oggi il paese sente in modo pesante la situazione. E la fortuna ha voluto che gli italiani mi volessero bene, mi amassero, comprendessero la mia situazione, il mio ruolo, e quindi era diventato un momento di informazione quasi unico a livello di informazione sia sull'andamento della pandemia che su quelle che sono le azioni che venivano messe in campo. Poi le cose si sono evolute e adesso c'è un altro sistema, un altro regime, quindi va bene così, insomma, siamo tutti quanti contenti. Senta, una curiosità, da oggi abbiamo l'Italia a colori, no? Le regioni rosse, arancione, gialle come qui in Friuli, però ho letto anche questo, delle polemiche sull'attualità dei dati, cioè dei presidenti di regione contestano il fatto che siano state prese decisioni in base a dati di qualche giorno fa, ma i dati sui contagi, sui decessi per singola regione, come avviene effettivamente? Allora, c'è tutta una rete che parte dal territorio, dalle aziende sanitarie vengono raccolte a livello regionale, a livello regionale vengono trasmesse al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità, che elaborano quei famosi indici, e quindi è chiaro che c'è bisogno di consolidare i dati per poter poi prendere delle decisioni. Io continuo ad avere un osservatorio privilegiato perché a me arrivano i dati e i dati li invio a una ristretta cerchia di soggetti che sono quelli a cui inviavo i dati quando era la protezione civile a gestire i dati. Quindi sui dati credo che non faccia poi molto la differenza, perché quello che conta è capire se siamo in una fase di trend
stabile o decrescente per quanto riguarda la diffusione della pandemia, piuttosto che una fase crescente. Quindi su questo io non le so dire, sui dati, torno a ripetere, io li vedo, capisco che i dati devono essere consolidati, le misure devono essere prese su dati consolidati. In breve tempo, una dodicina di giorni, 10, cioè 13-14 giorni, poi si rivedrà, e lo stesso Ministro della Salute, di concerto con i presidenti di regione, emanerà delle ordinanze per cambiare il colore ai singoli territori. Cambiare il colore perché poi in base a quel colore vengono adottati dei comportamenti che sappiamo oramai tutti. Non la sento, al microfono chiuso. Ah, forse mi sente adesso? Sì, sì. Ecco, no, però rispetto alla prima ondata, la caratteristica di questa seconda ondata è che il problema non è, sembrava che fosse concentrato al nord, qui anche il sud è pienamente coinvolto. So, vedi la situazione della Calabria, della Sicilia, quindi rispetto a quello che accadeva in primavera, adesso abbiamo un problema veramente nazionale, molto diffuso. Sì, abbiamo un problema nazionale e questa è la caratteristica di questa seconda fase. Avevo visto anche una domanda sui morti alla quale poi risponderò perché è passato un banner in evidenza. Questa seconda ondata ha colpito sostanzialmente tutto il paese e anche le regioni del sud sono quelle che possono avere una maggiore criticità in termini di strutture. È per questo che bisogna intervenire ed evitare che la situazione poi diventi difficile da gestire nel momento in cui non ci sarà posto per garantire cure a tutti quanti. Sul numero dei morti, il numero dei morti che noi davamo era il numero dei morti che venivano dati e comunicati dalle regioni. Poi lì c'è stato uno studio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e lì si possono andare a vedere le informazioni se i morti erano morti per Covid o con Covid. Noi davamo il numero dei morti che venivano associati comunque al Covid, cioè soggetti che decedevano avendo avuto il Covid o per effetto del Covid o perché avevano in concomitanza ad altre patologie il Covid. Quindi queste erano le informazioni. Ancora oggi però il dettaglio, gli studi dettagliati sono pubblicati sul sito superiore dell'Istituto Superiore di Sanità, lì si possono recuperare tutti quanti i dati e avere tutte le informazioni in merito anche agli studi sulle fasce di età, sulle patologie, sulle comorbilità che ci sono, quindi tutti questi aspetti clinici che ovviamente sfuggono anche alla mia attività. Ho capito. Non so se c'è ancora qualche domanda che qui si appare nel video. Senta, dottore, ma quindi adesso noi stiamo vivendo un momento, come citavamo all'inizio, i dati di oggi sono veramente preoccupanti, pur bisogna leggerli nel giusto modo. Quindi prevedere un qualcosa è complicato e forse non è neanche possibile, però possiamo tentare. Cosa ci aspetta adesso? Allora, io le dico la verità. Non è bene fare delle previsioni perché non ci sono gli elementi per prevedere. Dobbiamo aspettare che arrivi il vaccino. Qualcuno dice nella primavera, qualcuno dice nel corso del 2021, qualcuno dice a fine anno. Prima arriva e meglio è. Scusate, un attimo solo. Antonio, io sono in una conferenza, fra 2 minuti ti chiamo. Ti mando anche la lettera. Ok, ciao. Scusate che, come vedete, il lavoro chiama e bisogna rispondere anche a questo. E quello che dobbiamo fare è adottare i comportamenti che oggi noi stiamo adottando.
che ci vengono consigliati, perché solo così possiamo sopravvivere. Torno a ripetere, per fortuna in questa seconda ondata molti sono gli asintomatici, molti non hanno bisogno di ricorrere alle terapie intensive. Guardavo il dato di oggi, noi abbiamo in terapie intensive ricoverati 2515. Vi ricordate che eravamo arrivati a 6.000, 7.000 e il numero degli attualmente positivi è 500.000 di persone, quindi è profondamente diverso. Io mi auguro che presto possa finire questa situazione, possano arrivare le cure e il vaccino. Bene, grazie dottor Borrelli. Adesso mi rivolgo al presidente Mocchi. Eccolo. Allora, io grazie veramente. Ringrazio, sì, e volevo fare così una considerazione, una domanda, due, vediamo velocemente. Allora, innanzitutto io penso, dottor Borrelli, che lei sia entrato così anche nel cuore degli italiani perché fondamentalmente lei ha dato l'impressione, che non è solo impressione, ma penso realtà, che è quella di non voler apparire, di non voler bucare il video come oggi vogliono bucare un po' tutti. Ecco, ha dato, come dire, l'idea, l'impressione, che penso poi non sia un'impressione ma sia la realtà, di essere una persona tranquilla, così, che dice le cose per quello che sono, che non vuole il suo quarto d'ora di celebrità e il suo cono di luce. Questo secondo me è stato molto apprezzato dagli italiani. Lei parlava di protezione civile come esercito che si integra, dove ci sono più divisioni come un esercito, cioè ci sono quelli della protezione civile, ci sono i vigili del fuoco, ci sono i sanitari, c'è l'esercito, e questo dal basso, dal popolo, lo si percepisce, e il funzionamento dell'esercito lo si percepisce, pur negli errori che sono umani, quando si è di fronte a una novità assoluta che non capiterà più a nessuno di noi, e quindi tutti riconoscono un ottimo lavoro, pur, ripeto, negli errori che sono umani e che tutti avremmo compiuto. Il problema, secondo me, non è questo. Il problema è, come dire, quando si sale dalla truppa verso il comando, ovvero sia i generali di corpo d'armata. Perché qui c'è un problema, secondo me, ovvero chi comanda cosa. Ovvero, e qui chiamo in campo anche Medeossi, non lui come giornalista, ma come categoria, che secondo me, per esempio, non ha fatto un buon servizio al paese per molti anni, perché i termini vanno usati correttamente. Per esempio, il termine governatore non esiste in Costituzione. Gli articoli dal 121 al 126 riprendono per 8 volte il termine presidente. Quasi tutti i giornali italiani, quasi tutti, quotidianamente riportano il termine erroneo governatore. Questo non è solo dal punto di vista terminologico una manomissione delle parole, come direbbe Carofiglio, ma dà importanza forse a qualcuno più di quello che deve. E mi spiego. Se io leggo quello che è scritto sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 novembre, dice che destano forti perplessità e preoccupazione il DPCM, che comprimono ruolo e compiti delle regioni, attribuendo al governo ogni scelta e decisione sulla base di valutazioni svolte da organismi tecnici. Per questo motivo è indispensabile instaurare un contraddittorio per l'esame dei dati con i dipartimenti di prevenzione dei servizi sanitari regionali prima dell'adozione degli elenchi delle regioni, caratterizzati da scenari elevato a massima gravità. Questo per dire cosa? Che forse non sono fuori ruolo questi presidenti? Perché? Perché lo dice la Costituzione. Ovvero, se noi andiamo a vedere la Costituzione, dice che l'articolo 117 riserva soltanto la gestione, naturalmente sanitaria locale, alle regioni. Però, dal punto di vista generale,
il comando spetta allo Stato e quindi al governo. Si parla di profilassi internazionale, lo dice l'articolo 117,2 lettera Q. E quando si parla di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati, lo dice l'articolo 117,2 lettera R. Quando si parla di l'articolo 5,2 dice anche che lo Stato si può sostituire alle regioni. Questo per dire cosa? Che quando per esempio le regioni dicono che destano forti perplessità perché comprimono il ruolo delle regioni attribuendo al governo ogni scelta, ma le scelte nazionali devono essere fatte dallo Stato, non dalle regioni. Quando parla di contraddittorio, il termine non è corretto, perché il contraddittorio è tra due pari. Infatti lo dice l'articolo 111 della Costituzione per quanto riguarda il giusto processo, difesa e accusa. Ma qui non ci sono due parti uguali e un terzo che è il giudice che decide. Qui è lo Stato che decide, il governo, e a valle, per quanto di competenza, dovrebbero decidere le regioni. Quindi non vede che ci sia un problema anche di conflitti tra Stato e regioni, che naturalmente fa seguito alla riforma del 2001 del titolo quinto, che purtroppo in questo momento è, non dico esploso, ma è fortemente sotto gli occhi di tutti. Ecco, questa secondo me è la criticità più importante, che non dipende certamente dalla protezione civile, e che la protezione civile magari dovrebbe essere lo Stato e quindi il governo e il Parlamento, così come dice la Costituzione, e a valle il potere delle regioni, ma limitato alle sembra che non ci sia. Ecco, questa perplessità vorrei non tanto come responsabile della protezione civile, il dottor Borrelli, ma come cittadino che ci desse un suo parere. Allora, partiamo da una cosa. Mi fa piacere che anche lei abbia commesso un errore nella sua esposizione iniziale quando parla della protezione civile. Dice Vigili del Fuoco, Forze Armate e Protezione Civile. Allora, la protezione civile è un insieme. L'ho detto prima, questo lo voglio ripetere perché fa capire che cos'è la protezione civile. Ha dentro di sé le componenti e sono i comuni, le province, le regioni, le amministrazioni dello Stato, da un lato, dall'altro le strutture operative, quindi i vigili del fuoco che sono una componente fondamentale, ma al pari dei vigili del fuoco ci sono le forze armate, le forze di polizia, la comunità scientifica, il volontariato di protezione civile. Per questo dico è un esercito, anzi sono tanti eserciti. Le forze armate sono suddivise per armi, eppure fanno parte nel sistema di protezione civile in modo unito. Noi abbiamo come referente il comando operativo di vertice interforze, abbiamo un unico referente per la difesa, un unico referente per le forze di polizia, per tutti quanti gli altri componenti intorno al tavolo. E quindi anche così come è stato costruito con la riforma del titolo quinto, la protezione civile già poggiava su un principio di sussidiarietà. Chi interviene, chi è più vicino al cittadino, e quindi il comune, se non ce la fa, c'è il concorso degli enti sovraordinati, quindi della regione e dello Stato. Come protezione civile abbiamo vissuto un periodo nel quale abbiamo avuto un periodo, quello della gestione di Bertolaso, del mio capo Bertolaso, che mi ha portato alla protezione civile, che è stata una gestione molto improntata sulla capacità di fare squadra con una grande capacità di leadership.
e quindi di fatto le divisioni non si sono sentite e anche i distinguo non si sono sentiti. Ora io devo dire che da quando sono capo del Dipartimento della Protezione Civile, sui grandi progetti che riguardano la previsione e la prevenzione, ma anche la gestione dell'emergenza, abbiamo una grande condivisione. È chiaro che questa, non a caso dicevo, è la più grande emergenza che ha vissuto il nostro paese. In una emergenza normale si riunisce il comitato operativo, nel comitato operativo si prendono le decisioni. Noi riuniamo il comitato operativo, ma le decisioni si prendono per quanto riguarda la politica sanitaria altrove, i DPCM si fanno da altre parti, i presidenti di regioni adottano le loro misure, c'è una dialettica Stato-Regioni che necessariamente ci deve essere nel governo del territorio, una rivendicazione dei territori. Io credo che alla fine di questa esperienza che noi faremo del Covid, delle riflessioni vadano fatte su quello che è il funzionamento della macchina emergenziale quando coinvolge tutto il territorio nazionale. Le faccio un esempio. Per deliberare lo stato di emergenza si può deliberare su richiesta del presidente della regione. Nel caso del Covid c'è stata una richiesta del presidente Bonaccini, altrimenti non si poteva dichiarare lo stato di emergenza. E se l'emergenza è nazionale, secondo me si dovrebbe rivedere anche questa logica, perché deve essere lo Stato che dice siamo in emergenza. Quindi ci sarà molto da vedere, anche cioè, i punti salienti andranno rivisti e ridisegnati. Mi dispiace che Paolo Mochi purtroppo ha problemi di banda, ma io vi devo dire un'altra cosa, vi devo salutare perché come vedete il lavoro mi chiede, devo ancora fare qualche cosa prima di lasciarvi. Quindi non so se ho risposto alla sua domanda, professore Mocchi. Sicuramente qualcosa andrà rivisto, non spetta a me dire cosa, come, sì, non sono costituzionalista. Grazie, o comunque la ringrazio. Ecco. Se non sì, è sparita ancora la voce di Mocchi, per cui possiamo chiudere qua. Allora a nome anche dell'associazione la ringrazio molto, dottor Borrelli, buon lavoro. La seguiremo ancora in tutto quello che farete, no? Come ho detto prima, auspichiamo proprio questo tipo di informazione che ci è stato molto utile in quella fase così difficile per tutti noi. Grazie a lei e a tutti i suoi collaboratori. Grazie dottore, grazie a voi anche per questo impegno civico che è importante perché è il sale della vita e della nostra vita. Arrivederci a tutti. Buonasera a lei e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Buonasera.